Glória a Dio. Buongiorno a tutti quelli che io non ho visto prima. Pace. Que Dio te benedica. Amém. Ok. Oh, grazie a Dio per questo tempo che dedichiamo a Dio per adorare il Signore. Amém. Continuo a parlare dello stesso tema oggi, vegliati perché Gesù está... io non sento. Sì, Gesù sta tornando. E sapete quale testo stiamo usando? Ricorda? Matteo 25, 13. E che dice questo testo? Vegliate dunque, perché non sapete il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo ritornerà o verrà, d'accordo con la traduzione, in cui il Figlio di Dio, Gesù Cristo, verrà. Ok, nel culto passato ho fatto una introduzione sul ritorno di Gesù, se tu ricorda, Ma oggi parlerò del rapimento più in dettaglio, usando di più la Bibbia, ok? Ma come ho detto, parlerò sempre del nostro impegno. Quale dovrebbe essere la nostra posizione come Chiesa del Signore di fronte a tutto questo, ok? Questo è importante per la nostra vita. Domenica scorsa ho mostrato nella Bibbia che Gesù ritornerà. Ho parlato un po' di questo. Una forma semplice, ma come sarà questa venuta? Sapete come sarà questa venuta? Leggiamo prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13 al versetto 17. Dopo aver letto, vedremo alcuni dettagli. Questo è il testo che parla della forma come Gesù ritornerà. Prima Tessalonicesi 4, 13 al versetto 17. Dice l'Apostolo Paolo così: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. 15. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi e quelli saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un ordine e con voce dall'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. 17. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti insieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Amen. Questa è la forma come Gesù verrà. E un secondo testo
che aiuta a noi a comprendere questo è Prima Corinzi 15, versetto 51 a 53. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati. 52. In un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillirà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. 53. Infatti bisogna che questo corruttibile rivista l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Amen. Tanta informazione adesso, Il rapimento che si sta rivelando in questi due testi fa parte della prima risurrezione, che è la risurrezione dei giusti, secondo la Bibbia. Quando Adamo e Eva cadero, la gloria del Signore non era più su di loro. E hanno una natura caduta e corrotta. Dio non ha creato Adamo ed Eva per morire. Questo è importante, Ma quando la coppia ha peccato, hanno dovuto affrontare le conseguenze. Domenica prossima io parlerò di questo punto importante, resurrezione. Ma oggi no. E qual è la conseguenza? Questo testo, penso che Dio non ha pensato in scrivere, o non dovrebbe essere nella nostra Bibbia, ma per conto del peccato c'è in nostra Bibbia. Ebrei 9, 27. Come è stabilito che gli uomini muoiono solo una volta, e dopodiché viene il giudizio. Questa legge è valida sia per i giusti e per i malvagi. Questo è importante. In Romani 5:12 parla complementando questo testo. Perciò, Romani 5:12, perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Ma perché poiché Dio è amore, Gesù muore sulla croce per noi e il giudizio viene annullato. Fare attenzione di questo, Giudizio viene annullato per tutti coloro che riconoscono Gesù come loro Salvatore. Questo è importante, perché Gesù ha fatto un'opera meravigliosa per noi. Amen. La morte non ha più un diritto legale sull'anima dell'uomo che crede in Gesù. E anche se passa attraverso la valle dei morti, quando muore, la morte non ha il potere di trattenerlo. Amen. Perché in Gesù chiediamo, chiunque crede in Lui ha diritto di ricevere la sua natura originale, che è incorruttibile, come hanno letto. La natura che Adamo ed Eva avevano prima di peccare. Questa è una condizione che Gesù ha dato a noi. Allora,
coloro che sono morti in Cristo, non solo nel tempo della grazia, risorgeranno incorruttibili, secondo il testo che hanno letto. Ma il testo dice anche che quando Gesù tornerà, troverà molte persone giuste ancora in vita. Ha ricordato del testo? Questi la Bibbia dice che, che saranno trasformati e rapiti con coloro che sono morti in Cristo tra le nuvole. Sia coloro che sono morti in Cristo, sia i vivi saranno risuscitati per tornare alla vita eterna originale. La risurrezione, che parlerò meglio domenica prossima, dei giusti avverrà nel rapimento, che è l'evento che chiude il periodo della grazia. Rapimento chiude il periodo della grazia, secondo la Bibbia. E Giovanni 6, versetto 39 a 40, Giovanni 6, versetto 39 a 40, l'Apostolo Giovanni dice così: questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, Gesù sta parlando, che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dati, ma anche li risusciti nell'ultimo giorno. 40. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. I due testi entrambi di prima Tessalonicesi e prima Corinzi che hanno letto non parlano dei malvagi, che sono quelli che hanno rifiutato Cristo e sono morti e sono ancora vivi e rinnegano il Signore. Ma Gesù ha parlato di loro. Anche questo risorgeranno. Come posso capire questo, no? Giusti risorgeranno e malvagi risorgeranno? Sì, secondo la Bibbia sì, perché abbiamo due risurrezioni. E Giovanni 5, versetto 28 a 29, Giovanni 5, 28 e 29, Gesù ha detto una cosa che è sorprendente. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Versetto 29. Quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita, e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di giudizio. Gesù sta confermando le due risurrezioni. Ma la risurrezione dei malvagi non è il tema di oggi, ma avverrà nel giudizio finale del grande trono bianco, dopo la dispensazione del millennio, secondo Apocalisse 20, 11 a 14, né? È solo per fare una osservazione, né? Questa è la seconda risurrezione che copre tutti i malvagi morti. Risorgeranno, ma non con un corpo di gloria, incorruttibile, ma con un corpo, secondo la Bibbia dice, ignominioso. Non sapevo se c'è questa parola in italiano, ignominioso, un corpo. Certo Nicola sta con noi aqui mi aiutando, né? O Orietta, né? O Lorenza, tutti italiani. Ignominioso, pieno di infamia.
infamia. Questo testo dell'Apocalisse dice che coloro i cui nomi non sono stati trovati nel libro della vita furono gettati nel lago di fuoco. Questo è un tema della resurrezione di malvagi che non parliamo adesso, ma so per chiamare la tua attenzione. Perché in Matteo 25, 41, quando Gesù parla del giudizio delle nazioni malvagie, Gesù dice: allora dirà ancora a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, che è stato preparato del diavolo e per suoi angeli. Qualcuno potrebbe chiedere: se ho accettato Gesù, perché sono ancora soggetto a morire? Se Gesù è il nostro campione no, nostro vincitore, campione no, né? nostro vincitore. Se Gesù è nostro vincitore, perché sono ancora soggetto a morire? Io ho accettato Gesù. Prima perché Gesù ancora, anche se è risorto, non è ancora tornato per risuscitare la Chiesa. Questa è la prima risposta. La seconda è questa: perché se muori prima del ritorno di Gesù, attraverserai la valle dei morti. Perché se hai accettato Gesù, viviamo ancora in un mondo decaduto, che continua sotto la maledizione proclamata nella Genesi, quando Dio dice a Adamo, Genesi capitolo 3, maledetta sarà la terra per causa tua. Questo mondo, na condizione che abbiamo, non è la creazione originale, è caduto, è trasformato in una natura caduta. Questo è un punto importante. Per questo che l'Apostolo Giovanni in Apocalisse parla che lui ha visto nuova terra e nuovo cielo. Parleremo di questo, penso che in l'ultima domenica, né? Ma prima lettera di Giovanni 5,19 dice: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questa è la situazione di questo mondo, che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Solo dopo che Adamo peccò, Dio parlò ad Adamo dicendo: dalla polvere sei stato tirato fuori, alla polvere tornerai. Dio non ha parlato questo prima del peccato entrare nel cuore di Adamo, perché non era la idea originale di Dio che Adamo doveva morire. E stiamo vivendo negli ultimi giorni del periodo di grazia. Questa è una situazione che molti non stanno facendo l'attenzione. In attesa che Gesù torni per strappare la Chiesa, e alcuni parlano e Anticristo è già tra noi. Possiamo pensare di questo, che Anticristo è già tra noi?
secondo dice la Bibbia, ci sono molti falsi previsioni escatologiche affermando che sì, e che siamo già nella grande tribolazione. Questo è un sbaglio teologico. Non so se tu hai visto sul giornale recentemente la notizia che il presidente Donald Trump degli Stati Uniti è stato nominato per ricevere il premio Nobel della pace del 2021. Hai visto? Perché? Per aver mediato l'accordo della pace tra Israele e tutte le nazioni arabe. Una cosa più interessante ha in questa notizia: 23 paesi arabi musulmani hanno accettato questo accordo, cosa che non è mai successo nella storia. Chiama molto l'attenzione questo. E qualcosa che non è mai successo nella storia chiama l'attenzione di quello che sono opportunisti per dire: l'anticristo già sta firmando l'accordo della ultima settimana della profezia di Daniel, capitolo 9, 23, che è la grande tribolazione. Non è vero. Io voglio mostrare a te questo, perché dobbiamo sapere cosa dice la Bibbia prima di questo argomento. Quindi andiamo a prima e seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3 a 8. Seconda lettera di Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3 alle 8. Chiedo da voi la vostra attenzione in questo testo, perché non è tanto semplice di capire il senso, semplice di capire questo senso. Seconda Tessalonicesi 2, capitolo 2, versetto 3 a 8. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Versetto 5. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? 6. Ora voi sapete ciò che lo trattiene. Hai capito capisci il significato della parola trattiene? Tenere fermo qualcuno. Trattiene significa che questa parola significa tenere fermo qualcuno, ok? Affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità infatti è già l'opera, aspettando soltanto chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e nienterà all'apparizione della sua venuta. Nessuno vi inganni in alcun modo. Paolo comincia a parlare di questo modo. Sembra che l'Apostolo Paolo ci parla oggi, parla a noi. Ma per quanto riguarda la rivelazione dell'Anticristo, Paolo fa un'affermazione che attira la nostra attenzione. Versetto 3. Poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia.
e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Contrariamente alla credenza popolare, l'apostasia qui menzionata non si riferisce a un semplice atto di abbandono della fede e della pratica religiosa. Come diciamo, una persona del genere si è smarrita. No. Ha rinunciato alla sua fede? No. L'Apostolo Paolo non si riferisce a questo. Non usa il verbo greco apostesontai. Per questo dobbiamo vedere testo originale, che significa deviare, cadere nella fede. La parola usata da Apostolo Paolo in questo testo si riferisce all'apostasia nell'originale greco antico, è una parola diversa, è apostasis. Essere lontano da, è diverso. Ha il senso di un distacco deciso e deliberato da qualcosa. Si noti che il testo non usa l'articolo indeterminativo come un'apostasia o una partenza, un'apostasia, né? Il testo utilizza l'articolo determinativo là, nel versetto 3. Poiché nel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Quindi Paolo si riferisce al ritiro della Chiesa dal mondo. Sta parlando come ha parlato nel capitolo 4 che io ho letto, nella prima lettera alla Tessalonicesi del rapimento della Chiesa, che avrà luogo prima della manifestazione dell'Anticristo e di conseguenza prima della grande tribolazione. Ma nei versetti 6 a 9 rafforza questa affermazione con dettagli. Ora, voglio leggere una volta in più. Ora, voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. 8. Allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'iniquo avrà per l'azione di Satana. Ora, voi sapete ciò che lo trattiene. Il significato di questa parola trattiene, come ho detto, è tenere qualcuno fermo, bloccato. Concludendo, il mistero dell'iniquità infatti già opera. È la situazione che stiamo vivendo oggi. In altre parole, la malvagia perversione si sta già manifestando in questo mondo. Tutti i valori morali, etici, stanno cambiando. Per esempio, i valori della famiglia, valori del matrimonio e tante altre cose. Ma l'anticristo non sarà ancora, secondo questo testo, rivelato. Paolo dice: resta solo che colui che lo ferma sia rimosso, poi si rivelerà il malvagio. Dopo che Gesù ha asceso al cielo, lo Spirito Santo è venuto per essere con la Chiesa. È una verità. La dispensazione dello Spirito Santo. Colui che impedisce la rivelazione dell'anticristo è lo Spirito Santo, che è in noi e con noi. Fare attenzione di questo, perché la Bibbia dice che lo Spirito Santo è sopra la Chiesa e dentro della Chiesa, il mio cuore, in tuo cuore. Alleluia! È la protezione di Dio sulla sua Chiesa. Uno degli incarichi
più belli dello Spirito Santo è preparare la Chiesa, la sposa di Cristo, e portarla a incontrare lo sposo tra le nuvole. Nel rapimento della Chiesa, lo Spirito Santo lascerà questa terra. Quindi Paolo dice che solo dopo che lo Spirito Santo avrà lasciato questo mondo, allora Anticristo sarà rivelato. Quindi la grande tribolazione, che è un periodo di 7 anni, inizierà. La grazia finirà e la grande tribolazione inizierà. Il tempo della grazia che stiamo vivendo, attenzione fratelli, sta finendo. Io ho parlato domenica scorsa, il palcoscenico per la grande tribolazione è in preparazione. Il periodo della grazia finirà da un momento all'altro. E ci sono tanti cristiani che non si preoccupano, della loro vita spirituale. Dice così, Matteo 24, 37 a 42. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nel giorno prima del diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Questo non è una storia per bambini dormire, è una storia per me e per te. Adesso Gesù parla di dettagli che mi spaventano. Allora 2 saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. 2 doni macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. I verso 42 dice così: vegliate dunque, perché non sapete in quel giorno il vostro Signore verrà. Io sempre dico questa frase che ho creato quando ero insegnante a Brasile, no? Dobbiamo avere il biglietto in mano, perché da un momento all'altro, molto rapidamente, il rapimento avverrà. Quando la Bibbia dice che la eternità per i malvagi sarà un tormento eterno e che la eternità per i salvati sarà il cielo alla presenza di Dio, è una situazione meravigliosa per me, no? Per te, sì o no? Posso pensare, sto bene, del resto non mi importa. Non è così. Abbiamo una falsa sicurezza di pensare che una volta salvati saremo sempre salvati. No. La Bibbia non parla di predestinazione individualista. Dobbiamo capire meglio la nostra situazione. Non possiamo pensare che poiché una volta eravamo raggiunti, ora possiamo fare ciò che vogliamo. No. Nessun momento. Per esempio, 1 Corinzi capitolo 10, versetto 1 a 12. Io non voglio leggere perché è più lungo, ma voglio parlare un po' di questo.
Quando l'Apostolo Paolo parla alla Chiesa di Corinto, in questo testo, Prima Corinzi, capitolo 10, versetto prima a 12, può leggere a tua casa dopo. Apostolo Paulo está parlando alla Chiesa di Corinto degli antenati della nazione di Israele, antenati. E dice che l'intera nazione ha visto e sperimentato il soprannaturale di Dio in ogni momento quando erano in viaggio per Canaan. Non so se ha percebuto quello che la pastora Mariana ha parlato qua durante il tempo di Lodi. Vedete una volta in più, l'intera nazione ha visto e sperimentato il soprannaturale di Dio in ogni momento quando eravamo in viaggi per Canaan. Tu già hai sperimentato il soprannaturale di Dio? Sì o no? Io ho sperimentato tante volte. È una benedizione. Ma Dio non era soddisfatto della maggior parte di loro. Fate attenzione di questo testo. Così i loro corpi furono dispersi nel deserto. E nel versetto 6, Paolo parla di noi. Queste cose sono accadute come esempio per noi, per non desiderare cose cattive, come hanno fatto loro. Non essere idolatra come lo erano alcuni di loro. Verso 8, non praticare la immoralità come alcuni di loro fecero. In un giorno 23.000 morirono. Verso 9, non dobbiamo mettere alla prova il Signore come fecero alcuni di loro e furono uccisi dai serpenti. Il versetto 11, dobbiamo scrivere in nostra Bibbia questo, rinforzare e fare una sottolinea, no? Sottolineare questo, versetto 11 di Prima Corinzi 10. Queste cose sono accadute loro come esempio e sono state scritte come un avvertimento per noi. Verso 12, perché chi pensa di stare in piedi, fai attenzione, che non cada, che non cada. Posso essere in piedi, stare in piedi, ma non posso pensare che non ha nessun rischio con la mia vita, perché Satana è intorno a noi, secondo la Bibbia dice, come un leone, ruggindo a tutto il tempo, vedendo la breccia no, un spazio per entrare nella nostra vita. Chi non ha il biglietto in mano non potrà salire a bordo, anche se ho comprato il biglietto. Anche se ho comprato il biglietto. Un giorno io ho accettato Gesù. Amen. Ma come va la tua vita spirituale? In altre parole, dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo ricevuto e riconoscere il valore della salvezza che è stata data da Dio. Molti non tengono in debito conto ciò che hanno ricevuto da Dio tramite a Gesù. Cosa preferisci tu? La vita eterna con Dio? O andare al fuoco, al lago di fuoco? Cosa preferisci? Io devo spiegare questo di una forma con calma, no? Dobbiamo decidere cosa vogliamo e posizionarci con determinazione, perché Dio, fratelli,
agisce attraverso la nostra decisione. Dio non interferisce con la nostra decisione. Questo è importante, perché há una eresia, penso che posso parlare di questo modo, eresia, una falsa religione che dice, una volta salvo, sempre salvo. No. La parola di Dio dice che no. Se io sono in piedi, devo fare attenzione. Ma nota quello che dice Paolo, ma Dio non era soddisfatto della maggior parte di loro. Così i loro corpi furono dispersi nel deserto. Anche non stavano andando in Canaan guidato da Dio. Questa è la storia del popolo di Israele. Ma la Bibbia dice che desideravano cose cattive, furono coinvolti nella idolatria, praticarono immoralità, mormorarono contro il Signore, tentarono il Signore, vivevano con Dio, ma con una vita spirituale negligente. E questo è importante per noi, perché quindi oggi noi che siamo la Chiesa del Nuovo Testamento, perché io posso dire che Israele era la Chiesa del Vecchio Testamento, e noi siamo la Chiesa del Nuovo Testamento e andremo anche in Canaan. È la stessa storia. Siamo stati avvertiti. Quale dovrebbe essere la nostra posizione come la Chiesa, come Chiesa? E Matteo 25:13, che è il versetto di questo mese, dice, vegliate dunque, perché? Perché non sapete, né il giorno, né l'ora, nel giorno e nell'ora di che? Ciò che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, Figlio di uomo, verrà. Amen. Le false religioni e le eresie sono strumenti usati da Satana per pervertire l'anima dell'uomo. L'obiettivo è allontanare l'uomo dalla via di Dio, indebolendo la sua fede. Questa è una situazione che siamo coinvolti, no? È un rischio che stiamo vivendo. Paolo lascia la linea guida e dice, rivestitevi della completa armatura di Dio, in modo che tu possa resistere ed essere pronto a partire. Rivestire significa coprire più di una volta. Hai capito questa parola? Rivestiti non è mettere una sola camicia, per esempio, è portare un'altra cosa sopra di questa camicia. Paolo sta dicendo, devo andare con te in Efesini, capitolo 6, versetto 10 a 17. Efesini, capitolo 6, versetto 10 a versetto 17. Del resto, fortificatevi nel Signore e na forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti.
Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. 14. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestiti della corazza della giustizia. 15. Mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del malvagio. Prendete anche elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Amen. Non voglio parlare, fratelli, di un evangelho che parla solo della colpa. Non sapevo se questa parola esiste in italiano. Adesso devo ritornare a pensare in portoghese. Culpabilizzante. Parlare solo della colpa do uomo. Non sapevo se esiste questa parola, credo che no. Culpabilizzante, in português existe. Tanto meno um evangelho catastrófico. Penso che questa parola esiste, catastrófico, no? Ma molti cristiani sono disattenti. Se non riconosciamo che dobbiamo cercare Dio tutto il momento della nostra vita, non resisteremo. Satana sempre prepara i suoi trappoli, è corretto, no? Le sue trappole. Se non svegliamo alle cose di Dio, Satana ci offrirà le sue. Offrirà, è questo, no? Offrirà, grazie. Come puoi sapere se stai vivendo una vita secondo ciò che Dio si aspetta? È una buona richiesta questa, né? Una domanda, non richiesta, ma una domanda. Vá à tua casa, davanti a tuo specchio, e fare questa pergunta a quella persona che è davanti a te in specchio. Come puoi sapere se stai vivendo una vita secondo ciò che Dio si aspetta? Basta controllare se stai crescendo spiritualmente, se sei trasformato o in processo di trasformazione e se stai portando frutto. È questo. Una risposta semplice. La santità, fratelli, non è una conseguenza, la santità è una conseguenza della salvezza. Non è un principio primo. Primo dobbiamo essere salvati. E dopo cercare la santità. Dopo, per aver avuto Gesù, come un giorno tu hai fatto, Lui stesso ha detto, Luca 9:23, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Gesù ha detto questo. Prenda la tua croce e mi segua. La sua croce mi segua.
Se non hai capito cosa sto dicendo, te la mostro. Fortificate nel Signore, è il testo che io ho letto. Paolo sta dicendo che noi stessi non possiamo farlo, possiamo solo essere rinforzati dalla grazia del Signore in noi, la sua potenza in noi. E grazie per la presenza dello Spirito Santo in noi, attraverso la nostra fede che coopera con Lui. È questo. L'armatura di Dio è che è la protezione del cristiano contro il maligno. E Paolo dice: possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. La vera battaglia non è contro gli esseri umani, ma contro gli esseri spirituali, secondo la Bibbia, che cercheranno, scusami, devo sempre pensare solo in italiano, no? Di distoglierci delle cose di Dio, delle cose di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Paolo sta dicendo: la nostra lotta spirituale è quotidiana e abbiamo bisogno di essere rivestiti, ma qui Paolo sta dicendo che le cose stanno andando peggiorando, è questa la parola. Le cose stanno peggiorando gradativamente e tu non stai facendo attenzione. Guarda le notizie in TV, guarda tutte le trasformazioni che il mondo sta passando. Questo sta tutto in tua Bibbia, tutto questo è in tua Bibbia. E Paolo dice: rivestiti della corazza della giustizia. La giustizia rappresentata dal pettorale qua del soldato romano è la giustizia di Gesù. Io almeno dico in inglese Jesus Christ. Gesù Cristo, attraverso il suo sangue versato per noi. L'armatura di Dio ci offre una protezione completa, ma fare attenzione, ma soprattutto protezione sul nostro cuore, perché il cuore umano è ingannoso, ma è attraverso il tuo cuore che tu vai andare per la strada della tua vita. E Paolo dice: mettere come calzature i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Il Vangelo è un solido fondamento su cui dobbiamo poggiare. Seguire il Vangelo è portare con te ovunque tu vada, per diffonderlo. Questa settimana io ho stato la prima volta in parrucchiera sotto il mio edificio, perché il proprietario è cambiato, è una italiana. Io ho cominciato a parlare con lei la prima volta che tagliava un po' i miei capelli qua, bem pochi. Io parlavo per lei: tu è una donna coraggiosa, perché davanti a questa pandemia tu hai comprato questo negozio, tu stai lavorando, tu mi hai detto che la tua agenda è piena di clienti, e questo è una benedizione da Dio per te, perché Dio ti ama. Dobbiamo portare l'Evangelo in tutti i momenti, in tutti i tempi. E Paolo dice una cosa che è meravigliosa in questo testo: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Per usare la parola di Dio come la spada dello Spirito Santo, dobbiamo avere intimità con le Bibbie per sapere come usarla bene.
Dobbiamo leggere la parola di Dio, non solo alla domenica. Oggi, se tu sta facendo annotazioni, né? appunti, di tutti i versetti che io sto dicendo, sono 14. Sono 14 testi biblici, ma non dovrebbe essere solo oggi, deve essere durante la settimana. Quando tu pensa, adesso un tempo libero, voglio restare sopra il mio divano, senza scarpe, guardare la TV. Scusami, io non ho capito. 16, ok. Ma marca il tempo, perché il tempo passa veloce davanti alla TV. 1 ora, 2 ore, 3 ore davanti a TV, senza studiare niente, só vedendo. Non è così. Spegnere, desliga. Spegne la tua TV e va a parlare con il Signore in tua camera, con la Bibbia in mano. Questo è bello. Durante la settimana. Infine Paolo ci esorta. Paolo esorta noi. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate. Fratelli, posso dire a te una cosa. 1 ora e mezza a settimana. Solo 1 ora e mezza. E non hai nemmeno bisogno di uscire di tua casa. Abbiamo il nostro culto di preghiera. Basta che tu sia collegata all'internet e dopo in Zoom. Solo questo. E vedrà tutta la Chiesa riunita. Ed è stata una benedizione per noi. Non possiamo andare come andavamo prima della Covid-19, ma stiamo facendo tutto che è possibile. Il culto di preghiera oggi è attraverso la internet, ma è solo 1 ora e mezza a settimana. 1 ora e mezza a settimana. Senza preghiera, fratelli, la intera armatura di Dio è inutile. Pensate in questo. Senza preghiera, l'intera armatura di Dio è inutile. Perché è Lui che porta il suo potere su di noi. Dobbiamo rimanere in preghiera in ogni momento. Penso che dovremmo fermarci qui. Non posso più andare avanti. Manca solo 3 minuti per mezzogiorno, ma credo che lo Spirito Santo ci sta parlando attraverso questa parola oggi. Amen? Lo Spirito Santo sta parlando a noi. Io voglio chiedere da te, o in piedi, o seduto, o in ginocchio sul pavimento, prega adesso. Dobbiamo ringraziare il Signore per la salvezza, per il suo potere. Ma prima cosa che io preferisco iniziare la mia preghiera è questa: grazie Signore per la tua presenza, tutti i momenti in nostra vita. L'anticristo sta arrivando, per me non importa, Gesù sta ritornando. È questo che importa a me.
Io non voglio restare qua, io voglio andare in cielo. Io aspetto nella promessa di Dio, nella sua parola. Dio parla con noi e Dio è fedele per fare la sua parola la verità in nostra vita. Amen. Chiudi i tuoi occhi per favore e dobbiamo finire. Signore, grazie, grazie. Come la tua Chiesa, Signore, grazie, grazie, grazie Gesù per la tua opera nella croce per noi. Grazie per tuo amore e misericordia, perché siamo peccatori, siamo con tanta necessità, Signore, imperfetti, umani. Ma la tua misericordia, il tuo sangue, il tuo amore copre tutte la nostra necessità. E per questo ti ringraziamo. Ma soprattutto ti ringrazio per la presenza del tuo Spirito Santo fra noi, tra noi. Il tuo Spirito Santo che intercede per noi, intercedere per noi. In nome di Gesù Cristo, perché non sappiamo senza come dobbiamo pregare, ma Lui intercede per noi davanti a Te, ó Dio, per preparare la Tua Chiesa per il tuo ritorno. Gesù, aiutano, Signore. Aiutano, Signore, a andare preparati, pronti, Signore, con il biglietto in mano, dia, giorno o notte. Preparati, Signore, perché non sappiamo come sarà il giorno di domani, non sappiamo, ma Tu sai, Signore. Ringraziamo per tutto, Signore, perché Tuo Spirito sta parlando, Tuo Spirito sta parlando a noi. Ringraziamo a Te per questo, in nome di Gesù. Amém. Amém.